Sabato prossimo sarà una bella occasione per avvicinarsi al mondo dell'archeologia in modo diverso dal solito, riuscendo a capire come gli antichi realizzavano i loro manufatti. Tutto questo potrà accadere al Museo Nazionale di Altino, che ospita Altnofest, il primo festival dell'archeologia imitativa dei Veneti antichi, con dimostrazioni e laboratori didattici legati alle tecnologie e alle attività dell'epoca per capire in prima persona l'artigianato degli antichi abitanti di Altino. L'iniziativa è sostenuta dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto. Si produrranno insieme oggetti di ceramica, di ambra, di osso, ma anche si vedrà come si fonde il bronzo e il vetro. Abbiamo pensato di far fare ai visitatori ciò che i nostri avi facevano con i loro mezzi. Il Festival di Archeologia Imitativa si inserisce in un progetto più complesso che sta portando nuova linfa al museo e all'area archeologica. In futuro si prevede la nascita di una nuova area, un parco archeologico. Finanziato dal Ministero della Cultura con 1.700.000 euro, il progetto del parco archeologico può contare su 1.200.000 euro per i lavori veri e propri, a partire dal rifacimento dei percorsi, degli impianti, dei magazzini e degli allestimenti.